È il momento di parlare adesso della prima categoria e allora in postazione abbiamo subito il nostro Antonio Borzì che salutiamo. Ciao Antonio, ben ritrovato. A tutti quanti. Anche a te devo farti la domanda classica, come è andato dopo il debutto? Tutto bene. Benissimo, siamo contenti perché insomma parlare di prima categoria è importante perché è seguitissima, ci sono tantissimi gironi, sono 8, anche se noi effettivamente insomma, ne trattiamo 4 in modo particolare, mentre negli altri 4 facciamo diamo il quadro completo. una rapida Diamo il quadro completo. Allora a questo punto facciamolo subito questo quadro completo parlando dei gironi che non vedremo in schermata. Parliamo del girone B, C, D e H. Allora nel girone B. Allora nel girone B è da segnalare una larga vittoria del Prizzi contro il Giuliana con una doppietta di Peppe Landò. Da sottolineare come si conferma prima in classifica il Casteltermini con 29 punti, il migliore attacco e la migliore difesa. Inoltre abbiamo nel girone C invece la Stefanese che si conferma prima in classifica ma pareggia contro il Mistretta 0-0 e uno scontro per i playoff c'è stata una vittoria molto importante del Campofelice contro il Finale. Benissimo. Nel girone D invece anche in questo caso uno scontro in testa fra l'Iniziativa e il Merì con la conferma delle prime due in classifica. Nel girone H invece si conferma allo stesso punto il Gela prima in classifica con 37 punti mentre è stata sospesa Raddusa Castel di Judica. Bene, e abbiamo chiuso con quelli Abbiamo senza fatto schermata, perfetto. rapida. Allora a questo punto parliamo subito del girone A del campionato di prima categoria, 13ª giornata, i risultati ce li legge naturalmente la nostra Giulia. Ad Erice, Buonagia Sant'Andrea, Borgata Terrenove, 0-2. A Menfi, Campobello di Mazzara, Equip Palermo, 1-0. Città di Castaldaccia, Don Orione, 3-1. A Torretta, Ezio Roma Calcio Isola, Isola delle Femmine, 1-1. A Montelepre, Partini Caudace, Iatina Pro Monreale, 2-0. A Palermo, Sparta Palermo, Bolognetta, 1-3. Riposa, Bagheria. Borgata Terrenove che vince fuori casa e in testa a questo punto in questa classifica del girone A. Una Borgata Terrenove che ha un grandissimo organico perché da sottolineare come vi sia Nino Barraco, il numero 10 della squadra, e soprattutto come abbiano anche acquistato Ciccervini che è un attaccante di vecchia data, diciamo, vecchia scuola, però sono una coppia che fanno la differenza in prima categoria e lo stiamo vedendo. Inoltre in questo girone, che è il girone diciamo palermitano della prima categoria, da sottolineare come l'Equipe Palermo perde contro il penultimo che è il Campobello di Mazzara. Oggi riposava il Bagheria che però si conferma ovviamente secondo in classifica, non viene sorpassato dall'Equipe Palermo. Perfetto, girone E a questo punto e poi parliamo anche con i nostri ospiti perché molte squadre insomma sono molto conosciute da voi, no? Girone E, subito i risultati della 13ª giornata. A Cicatena, Milo, 3-2. A Messina, Messina Sud, Aci Bonaccorsi, 1-2. Trecastagni, Ionica, 0-0. Calatabiano, Desport Gaggi, 3-2. Real San Venerina, Lineri Mister Bianco, 2-2. A Giardini Naxox, Sporting Club Giardini, Aci Sant'Antonio, 0-3. Russo Sebastiano, Robur, 1-0. Trecastagni sempre in testa con 32 punti, il commento di Antonio Borzì. Un Trecastagni che però questa giornata si ferma, si blocca un pochettino, pareggia contro lo Ionica 0-0, un pareggio a reti inviolate, però il vantaggio è ancora ampio con 4 punti di vantaggio nei confronti del Calatabiano. Da sottolineare anche però la vittoria della Cicatena contro il Milo che si afferma 3-2 in casa, il Milo che milita nelle parti alte della classifica, Milo milita, gioco di parole, ma si ferma in questo caso contro la Cicatena. Da sottolineare anche come ancora la lotta in questo caso, in questo girone si è un po' segnata, nel senso che la lotta dei playoff vede delle differenze ancora ampie, per esempio il Trecastagni ha 4 punti nei confronti del Calatabiano e la coppia Milo-Aci Sant'Antonio è distante dallo stesso Calatabiano, si stanno creando un pochettino queste spaccature. Degli scompartimenti veri e propri. Anche se come sappiamo la prima categoria è una categoria particolare, cioè nel senso che poi può cambiare tutto all'improvviso. È vero, è vero. Ho detto bene, conoscete molto bene queste squadre, chiaramente Trecastagni, Calatabiano, il Milo, l'Aci Sant'Antonio. C'è giocato. Dov'è che non hai giocato? Insomma, c'è stato un personaggio presente in moltissime società. Allora parliamo di questo Trecastagni, 32 punti in testa, Trecastagni molto organizzato, tecnicamente di grande qualità. Luca. Sì, però come diceva il tuo collega ancora è molto presto, 4 punti non sono niente, anche perché l'Aci Sant'Antonio
ha fatto una campagna acquisti dispendiosa, ha fatto una squadra di promozione perché ha preso Ciccio Sciuto, l'ultimo colpo, credo Sciuto l'attaccante e Tomaselli dalla promozione. Vogliono Quindi, vincerlo questo campionato. c'è tutto il tempo, tutto il girone di oggi, credo che si è chiuso il girone d'andata, Sì, quindi c'è tutto il tempo e c'è tutto il tempo per recuperare questi punti, ci sono gli scontri diretti, quindi secondo me la C Sant'Antonio rimane una delle favorite. Abbiamo comunque anche il Calatabiano con 28 punti che sta lì e poi come ha detto bene Antonio sia il Milo che la C Sant'Antonio a 25. Comunque è anche vero che degli scompartimenti si sono creati, male che vada si vanno a giocare i playoff. I playoff sicuramente, ma come dice bene Luca, la C Sant'Antonio lo vedo sicuramente una squadra che nel giro di ritorno sarà in ascesa. Conosco la piazza, conosco l'allenatore Lucio Tosto, dovrebbe essere una garanzia per la categoria. Certo. Cioè, scendere dalla Serie D dove lui ha... La cosa più importante è che ad Acis Antonio almeno si badi anche alla programmazione, perché sennò poi dopo il solito si rischia di vincere un campionato e magari l'anno successivo non avere neanche i soldi per iscriversi. Infatti. Io Comunque, mi auguro di no perché so che, so insomma, in dirigenza... so che c'è una buona dirigenza, 2 o 3 imprenditori che si sono messi insieme, il comune gli sta dando una mano, l'amministrazione sta dando una grandissima mano. pertanto ci sono tutti i presupposti per provare a fare bene. Speriamo. Il direttore Salvo Castolina si è mosso già in anticipo, aveva già dei movimenti fatti inizialmente, hanno preso Mauro Patanè in avanti che comunque in prima categoria è sempre uno che fa gol. Insomma, sarà una squadra importante, l'aspettiamo nel girone di ritorno. Ma io sono sicuro che Tre Castagni dovrà stare attenti, però la squadra di Castagni Vezzosi ha degli elementi importanti. Tre Castagni sta confermando quello che si diceva in estate, certo. No? Tre Castagni era una squadra da battere e così per adesso è. Proseguiamo, adesso parliamo del girone F, i risultati e la classifica anche in questa 13ª giornata. Belpasso, Reva Adrano 1-1. A Biancavilla, Cometa Calcio Tre Mestieri 0-0. Valverde, Ciclope Bronte 2-2. BI Mister Bianco Randazzo 2-2. A Maletto Città di Catania 0-1. Real Paternò Mascalucia 1-1. San Giovanni La Punta Grevina 2-1. Vince fuori casa il Città di Catania con 31 punti, in questo momento è al primo posto nel girone F della prima categoria. Antonio. Si conferma il Città di Catania che si afferma in questo girone. C'era una grandissima partita oggi che era quella fra Mister Bianco e Randazzo, uno scontro al vertice, ma potevamo vedere come non si sono volute fare del male, è finita in 2-2, un pareggio che lascia la classifica immutata. Rimandano tutto alle prossime domeniche. Rimandano tutto a questo girone di ritorno che vogliono appassionante, probabilmente lo fanno per la trasmissione, per farci seguire di più. NB Mister Bianco tra l'altro con il nuovo allenatore Alfio Cocivera che ha debuttato con questo pareggio 2-2 non facile con il Randazzo. Bene, e adesso chiudiamo con il girone G, sempre di prima categoria, 15ª giornata, i risultati letti da Giulia. A Siracusa, Belvedere Ellenica 2-1. Carlentini, Città di Augusta 1-0. Floridia, Frigintini 4-0. Marina di Ragusa, Atletico Militello 3-1. Megara Augusta, New Team Ragusa 1-0. A Modica, New Pozzallo, Città di Canicattini 3-1. A Licodia Eubea, Sporting Eubea Atletico Scicli 1-0. Belvedere vince il quasi derby siracusano con l'Ellenica per 2-1, ancora leader di questo girone G del campionato di prima categoria. Diciamo che Belvedere è una garanzia, in casa non ha mai lasciato un punto a nessuna squadra, cioè a Siracusa non si passa in un certo senso. Da sottolineare anche però come guardiamo la parte alta della classifica con Belvedere a 32 punti con 3 punti di vantaggio nei confronti del Marina di Ragusa, ma la parte bassa vede un Atletico Militello in crisi. Probabilmente sono stati fatti degli errori nella parte iniziale della programmazione perché ci sono state numerose cessioni nei confronti del Gimnica Scordie in eccellenza, ma non è stata potenziata la squadra per un campionato di prima categoria che ha sempre delle difficoltà. L'Atletico Militello è una squadra che ha anche una storia alle spalle, un pochettino suona strano. Sta soffrendo, quindi quest'ultimo posto dell'Atletico Militello volendo era quasi un po' aspettato perché quando non si programma poi giustamente si rischia di far pochi punti e soffrire e chissà magari forse quasi quasi abbandonare già con molte settimane di anticipo questa categoria. Alfio.
L'Atletico Mitello l'anno scorso era nel nostro girone quando io allenavo il Picanello. Erano partiti l'anno scorso con una programmazione e si pensava che volessero vincere il campionato, avevano chiamato Aldo Musumeci come allenatore. Hanno fatto un inizio bellissimo. Vabbè, Ottavio Nicotra, Sì. in attacco avevano preso, mi ricordo c'era... Poi c'è stato un cambio societario generale. Poi magari forse quello che qualcuno aveva promesso non è stato arrivato, mantenuto. non è arrivato e quindi rivoluzione. Quindi la rivoluzione campionato medio sono basso. tranquillamente salvati, hanno fatto un campionato sereno. Per chiudere con Luca che ci lascia e rivedremo probabilmente nelle prossime settimane con questo Battiati che dirà la sua. Se portate bene, sì. Certo, ci mancherebbe. Belvedere in testa con 32, Belvedere che comunque anche lui insomma ha una tradizione nelle categorie tra promozione e prima categoria, quindi Sì, non è escluso che Credo potrebbe che vincerlo questo sì, girone. secondo me sì, Belvedere è la squadra praticamente dell'Enzo Grasso Sì, dell'anno Enzo scorso, Grasso dell'anno che scorso. noi abbiamo incontrato, quindi stesso gruppo, stessa credo società, quindi sì, 3 punti sono pochi, Il ma Megara, alla lunga... 28 punti, terzo in classifica. Ma non lo so, ecco, non conosco bene lì la squadra, conosco meglio il Belvedere come nomi, come tutto, però è ancora presto, secondo me. C'è Nunzio è tutto Riccobello aperto. nel Megara che diciamo è una garanzia per certi versi. Sì, certo, Uno che ha per la vinto- categoria indubbiamente. Uno che ha vinto qualche campionato in prima categoria È vero. con la città di Augusta, Megara Augusta, Sì, la sì, Mappa che di poi Conforto. dopo c'è stata anche un po' Però- di confusione, anche troppe No, squadre io giocate a invece Augusta. sono contento che il Città di Catania è ritornato il cuore è là. E il cuore è là, l'anno sì, l'anno scorso si chiamava Picanello, quest'anno Città di Catania, salutiamo il presidente Pinazzo. Sì, sì. Va bene, salutiamo anche Luca Di Gregorio che aspettiamo nelle prossime puntate con questo bel giocattolo che si chiama Sporting Battiati. Lui non vuole dire dove andrà il prossimo anno, però le voci lo vogliono in categorie Io superiori. non lo so, lo sai, forse Sì, tu. vabbè. Rimaniamo invece con Alfio che chiuderà insieme a noi con il campionato di calcio a 5. Salutiamo invece Antonio. Un arrivederci a tutti e alla prossima settimana. Prossima settimana. In postazione adesso abbiamo il nostro Alessio Patti che ritorna dopo una settimana. Ciao Alessio. Ciao Ettore, buonasera a tutti. Con lui parliamo adesso del calcio a 5 e sono arrivate delle email e la cosa ci fa molto piacere perché siamo l'unica trasmissione che parla del calcio a 5, quindi anche per noi è sinonimo di bellezza, ci fa piacere questa Soprattutto cosa. nel palermitano siamo stati molto apprezzati e questo- seguiti. E questa cosa è molto Speriamo molto di importante. continuare così. È chiaro che i gironi del calcio a 5 sono tanti e quindi dobbiamo chiaramente restringere, mandiamo in onda soltanto il girone di Serie C1, che è quello dove ci sono molte squadre siciliane, anzi è Completamente siciliano, pieno il di girone squadre regionale. siciliane, ci sono anche alcune squadre del catanese. Diamo subito i risultati e la classifica, lo facciamo anche con una schermata, lo facciamo con Giulia e poi dopo ci dai un commento, però un punto della situazione anche delle altre squadre che fanno parte di altre categorie. Sì, ci sono tante belle ci puoi dare sorprese. qualche notizia. Allora diamo subito lettura dei risultati, campionato di Serie C1 di futsal, calcio a 5. Ad Augusta, Arbor Sporting Club, Città di Leonforte, 3-1. A Rosolini, Arcobaleno Ispica, Juventus Gaetano Scirea, 6-2. A Caltanissetta, Nissa Futsal Peloro Messina, 7-2. A Mascalucia Progela, 1-3. A Palermo, Azzurri Futsal Palermo, Real Calcio, 9-0. A Regalbuto, Dilettantistica Regalbuto MM Futsal, 3-3. A Palermo, Mabbonat, Ennese, 5-4. A Termini Imerese, Virtus Termini Futsal Catania, 9-3. Arbor Sporting Club in testa con 33 punti, può partire già la schermata della classifica, ce la commenta naturalmente il nostro Alessio. Allora Alessio, questo girone di Serie C1 vede comunque il Mascalucia perdere in casa, però stazionare quantomeno in una zona tranquilla, non penso che possa insomma, rischiare una retrocessione. No, il Mascalucia al momento è fuori dalla zona play-out in quanto sia la Peloro di Messina che l'Ennese abbiano capitolato. La squadra di Uberto Previti, ingiustamente espulso, ha perso una partita sicuramente bugiarda perché Marchese e compagni hanno letteralmente
chiuso nella propria metà campo la Progela, che comunque in ripartenza ha dato una bella lezione di calcio a 5. Il migliore in campo è stato appunto il portiere della Progela, che ha eretto una saracinesca, e la squadra di Previti si è dovuta arrendere. Comunque parliamo anche dell'Arbor, che è campione d'inverno, non aveva costruito una squadra per vincere il campionato, sì, per avere delle ambizioni, ma non sicuramente, non si immaginava sicuramente in testa alla classifica al Giro di Boa. Lo fa rialzandosi, vincendo 3-1 contro il Città di Leonforte. Alle spalle però non si arrende nessuno. L'Ennese vince per 7-2, la Nissa, scusate, vince per 7-2. Fondamentali le doppiette di Sabatino, di Gangi e di Dettori, che comunque fanno sì che la squadra stia ancora col fiato sul collo della capolista. Insomma, tutto ancora da decidere. Esatto, anche l'Arcobaleno Ispica vince ancora, segna anche l'allenatore giocatore Mittelman, 6-2 contro una Gaetano Scirea completamente incerottata. Cosa intendiamo per incerottata? Cioè, c'erano parecchi assenti. 4 titolari assenti, tra cui il capocannoniere della squadra con 18 reti. Benissimo, bravo Alessio. Alfio, insomma, sembra un po' distante questo calcio a 5, però credo che comunque c'è tutto un mondo intorno. È una bella realtà ormai il calcio a 5. E credo che anche dal punto di vista economico ci siano più investitori, costa anche un po' di meno. Sicuramente ci sono dei costi diversi, c'è un'abitudine di quel famoso rimborso spese, sì, che magari nel calcio a 5 si evita di dare. Si evita di dare, certo. Quindi già questa cosa qui è un po' diversa. E poi comunque... Poi c'è una tradizione anche in Sicilia, no? Sì, Augusta ha insegnato tanto a tutti. Nel Palermitano c'è sempre stata una cultura del calcio a 5 ben definita. Recalbuto non è da poco che fa calcio a 5. Masco Lucia, Catania, l'amico Previti di Ciccio Taccia e quant'altro hanno sempre fatto questo sport cioè il calcio a 5 sempre da tempo. Quindi non avete nominato la più grande delle realtà al momento del calcio a 5 in Sicilia, che è la Cireale Calcio a 5. La Cireale Calcio a 5 ci sarei arrivato. Giusto? Diamo a Cesare quel che è di Cesare. Esatto, che quest'anno con l'allenatore Salvo Samperi giovanissimo e con una squadra giovanissima sta compiendo un'impresa straordinaria. Ha 13 punti in classifica, 2 vittorie consecutive, e questa settimana hanno vinto fuori casa 6-3 ad Isernia, doppietta di Capitan Musumeci classe 91, doppietta di Alessio Trovato classe 93 nel Giro della Nazionale Under 21 e rete anche di un 94 Pennisi, una squadra giovanissima. Alessio è preparatissimo, dobbiamo starci in rigoroso silenzio. Non parlo più di calcio a 5, domani dovessi invitarmi. Troppo buoni. No, è preparato. Beh, d'altra parte lui è il nostro commentatore ufficiale del calcio a 5, quindi hai 30 secondi per dirci il prossimo turno della Serie C1, c'è qualche scontro importante oppure il campionato si ferma? No, continua. No, il campionato continua e continua anche la lotta nei primi posti e anche e soprattutto nella zona bassa della classifica, dove c'è un importantissimo scontro diretto a Mascalucia, tra Mascalucia ed Ennese. All'andata è finita 3-2 per la squadra pedemontana, che dovrà ripetersi perché l'Ennese è lì pronta per soffiare la salvezza. E quindi un in bocca al lupo grandissimo a Umberto, che conosciamo molto bene, sia io che Alfio Barbagallo. Bene, allora abbiamo chiuso la puntata odierna di penalty, intanto congedo Alessio Patti, il nostro commentatore ufficiale del calcio a 5, con lui la finestra ritornerà chiaramente la prossima settimana. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi. Ad Alessio. L'in bocca al lupo ufficiale di penalty per Alfio Barbagallo. È tradizione, perché ci sono stati fatti che lo hanno confermato, che chi viene a penalty trova sempre panchina. Io ti ringrazio. Dopo questa pausa il panettone sarà abbinato ad una nuova panchina. Permettimi solo di salutare una società con cui adesso io sto collaborando così in maniera per non stare fermo, perché comunque la passione rimane, che è il calcio lavinaio. Il calcio lavinaio, che partecipa a un campionato che noi non menzioniamo, CSI, dove mi diverto. Più un ente di promozione, infatti. Dove mi diverto e... C'è meno stress. Decisamente meno stress. Benissimo, però quella panchina probabilmente arriverà tra qualche settimana, noi te lo auguriamo, perché dopo la bellissima stagione dell'anno scorso con il Piganello, questa tua pausa è giusta, però poi dopo il panettone deve arrivare per forza la panchina, se no poi
si sta male. ma non soffriamo, questo Vabbè, lo questo ci garantisco. mancherebbe, dobbiamo prendere tutto con filosofia. Molta serenità, infatti. Perfetto, buon lavoro e Grazie. buon auspicio anche per Grazie. Alfio Barbagallo. Salutiamo la bellezza numero 2 della nostra trasmissione, dopo Federica, non è una classifica, è insomma soltanto un numero a seguire, Giulia Bonaccorsi, che rivedremo la prossima settimana chiaramente. Un saluto a tutti quanti e a domenica prossima. E salutiamo anche la nostra Lorena Gulisano, la nostra terza penaltina, la penaltina on the road, che già dalla prossima settimana sarà presente all'interno del nostro programma con un servizio dedicato sempre alle scuole calcio. Noi ritorneremo la prossima settimana, fra 7 giorni precisi, a partire dalle ore 19.30 in diretta, poi in replica alle 23, in replica anche nella giornata del lunedì alle 8.30. Arrivederci a tutti e appuntamento alla prossima settimana.